Cala il sipario sul girone di andata. Nel girone A del campionato di eccellenza siciliana si gioca allo stadio di Noliotta tra il Licata, capolista, reduce dallo 0-0 di Sciacca, e il Camarat, che a sua volta ha effettuato diversi cambiamenti dal punto di vista tecnico. Tanto nervosismo, tanta tensione da una parte e dall'altra nei primi minuti di gioco, diversi i capannelli tra giocatori di entrambe le fazioni. Poi arrivano le prime occasioni, intanto con questo fallo laterale di Privitera, con la palla che spiova in aria, c'è il colpo di testa e c'è il miracolo da parte di Dolenti, poi in qualche modo libera la difesa del Camarat, che poi prova a reagire con una giocata. Dall'altra parte Osvaldo converge, crossa in mezzo, la palla arriva nel cuore dell'area di rigore, dove ci pensa uno dei 9 arrivati, Emanuele Osavie, a portare in vantaggio il Camarat a sorpresa. Gelato il pubblico del Dino Liotta da questo inserimento su un cross dalla destra da parte di Osvaldo, e arriva il numero 3 a metterla dentro. Prova la reazione subito il Licata con questo cross di Lapianna, non arriva nessuno, ci sono anche delle proteste per un presunto contatto all'interno dell'area di rigore, dove va giù tra gli altri anche il numero 11 Arario. Poi proprio Arario nel secondo tempo, pochissime le palle gol nella prima frazione, conclusione di Arario che si spegne fuori, poi calcio di punizione sempre per il Licata, che assalta l'arma bianca la metà campo del Camarat, la punizione di Privitera, tanta potenza, poca precisione. Poi prova all'improvviso a farsi rivedere in avanti anche il Camarat con questo tiro cross dalla destra da parte di Cuffaro, smanacciato in qualche modo da Valenti. Poi torna a farsi vedere la squadra di Bonfatto, che attacca sulla destra sempre con Arario, il suo cross arcuato sul secondo palo, tenta la sforbiciata Minacori, la palla però termina lontana dallo specchio della porta. Poi inserimento dalla destra da parte di Prugnone con il cross, e c'è un tocco di mano reclamato dai giocatori del Licata, lo possiamo vedere da questo replay, la spaccata da parte proprio di Osavie, che forse la tocca col braccio di richiamo. In ogni caso il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore, poi conclusione dalla distanza estemporanea da parte di Pierce, che si perde lontano dalla porta di Valenti. Dall'altra parte cross dalla sinistra per il Licata, la palla arriva dalle parti di Arario, poi conclusione da parte di Minacori, che trova una deviazione decisiva da parte di Mirabelli. Calcio di punizione per il Licata poco dopo, con Tommy Flores che cerca direttamente la porta, decisamente non la trova l'ex di Athletic Club Palermo e Don Carlo Misilmeri. Dall'altra parte l'iniziativa di Pierce, che se ne va sulla sinistra, palla in mezzo per Mascarenhas, che anticipa Valenti ma non trova il tap-in che poteva significare lo 0-2, e allora il Licata ha ancora spazio per attaccare con il cross, l'ennesimo dalla destra di Arario, contro cross dalla sinistra, la palla spiova all'interno dell'area di rigore, c'è Esposito, c'è soprattutto Arario, altra conclusione deviata in maniera provvidenziale in calcio d'angolo dei difensori dei Montanari, che ancora devono difendersi. Qui questa giocata sulla destra tentata da Esposito, il contatto in aria, anche in questo caso il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore. Poi ancora l'ex Vittoria che propone in mezzo, la palla rimane lì, ci prova Flores col piattone, la palla si alza sopra la traversa, non arriva il gol per il Licata, e allora dopo i 3 fischi può festeggiare il Camarat, che dopo i problemi, dopo le vicissitudini in settimana, espugna il campo del Licata, padroni di casa con 2 soli punti di vantaggio sul Marsala, secondo in classifica. Da Sportisil è tutto, buon Natale e alla prossima!